Buon pomeriggio a tutti amici, qui dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golf e benvenuti alla gara che apre la terzultima giornata del campionato di eccellenza per quanto riguarda il girone A. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Castellammare contro Licata del Gap. Pallone che arriva in tempo al centro subito, il primo brivido, alza questo destro, pallone buono per Arario che la mette giù, poi pallone di La Piana, buono per Micchi che viene fermato però Malik Ba. Adesso occhio a Colantoni, va dalle parti di Gammicchia, punta il suo avversario Gammicchia, pallone al centro, Ba! Il miracolo di Mazzola! C'è Arario, non c'è fallo di Ba, allora ancora Colantoni! Ora occhio al Licata, pallone che arriva al centro, in qualche modo Tarantino e poi Palmisano, miracolo di Paola, 2 volte di Paola! Ancora Micchi fermato, una muraglia umana sulla linea della porta del Castellammare. Di Paola ha fatto un intervento da uomo ragno. Va dalle parti di La Piana che appoggia Flores, la tocca Porcaro che voleva anche girarla in qualche modo ma non c'è riuscito. L'impianto castellammarese, ma Flores, lo scambio è buono, pallone che arriva in aria, c'è Micchi che prende e va! E sigla quella che è la rete del vantaggio del Licata, stavolta sì, ce la fa Micchi, è 1-0 per il Licata. Presente, occhio nel frattempo a Malik Ba, ripreso palla di Castellammare, Ba, serpentina di Ba, che poi ha provato anche ad andare con il sinistro. Flores. Colantoni prova il destro al volo, Colantoni allontana quindi il Castellammare, prova la falchiata, poi fa l'errore incredibile di Mazzola ma è tutto fermo. Sventaglia a cercare Frisella, non è male l'idea, Frisella arriva su questo pallone, la può controllare, Frisella mette al centro, Ba non riesce a girarsi, non c'è nessun rimorchio, prova ad arrivare adesso qualcuno e poi il sinistro di Ligotti fermato da Mazzola. In Castellammare che merita sicuramente qualcosa in più, qua sbaglia Flores, allora può ripartire subito la formazione azzurra. Ba, parte perfettamente Malik Ba, davanti al portiere, Ba! Non funziona la trappola del fuorigioco ed è Malik Ba a trarre in inganno tutta la difesa avversaria. È arrivato il pareggio del Castellammare, a Micchi risponde Ba. Riprende palla nuovamente La Piana, va alle parti di Palmisano e guarda la porta, Palmisano torna sul sinistro, La Piana fa il velo, c'è Micchi ancora, Micchi va col destro, pallone che è uscito, rischia Quemusso e allora può andare in Licata con Micchi. Arario prova il destro, Trangote più di tanta intensità, prova Micchi subito a rompere il tavolo qua. La giocata poi provata da Esposito che rimane col pallone tra i piedi, Palmisano ancora, Palmisano bloccato, questo destro che rimane di nuovo però in aria, può andare Minacori che fa partire il destro, deviato, calcio d'angolo. Frisella, pallone che arriva adesso al centro, deviazione, nuovamente Mazzola. Adesso flipper impazzito in aria, ancora Frisella, mette un altro sinistro al centro, sul secondo palo si coordina, va in rovesciata, c'è però posizione di fuorigioco credo, ancora con lo scatto di Minacori che ha trovato la rete del vantaggio. Licata sguscia alle spalle della difesa azzurra come un'ombra, Minacori e il gol 2-1 degli ospiti. Pallone che arriva adesso in area piccola. Adesso però deve stare attenti al 32 proprio a Minacori che sguscia via. Minacori un'altra volta con lo scavetto. L'ha toccata questa volta di Paola. Flores, cross che arriva al centro con il colpo di testa proprio di Minacori. 3-1, triplice fischio, vince il Licata, un'altra volta Licata per la 20ª volta in campionato.